Si è conclusa ieri la festa dedicata al santo più amato dagli agrigentini, è stata una delle edizioni più seguite dai fedeli, si è tornati a baciare la statua del santo. Arrestato un uomo di Favara di 25 anni accusato di aver abusato sessualmente di 2 nipoti di 13 anni, è stato intercettato dai carabinieri di Favara. Ricordato il bombardamento che colpì la città nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana chiedono all'amministrazione di conoscere quali siano i progetti di Agrigento capitale della cultura. L'elenco non deve restare un segreto. Al via il primo appuntamento della rassegna teatrale Vigata dedicata a Camilleri. Festeggiata in serata la giornata nazionale della Proloco alla Torre Carlo V. La Pro Favara prende la denominazione di Castrum Favara per la sua nuova avventura in Serie D. A Montedoro il secondo trofeo città di atletica leggera, a Caltanissetta gara di rally cittadino. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento settimanale del nostro telegiornale TV Notizia. Nonostante il caldo afoso che si è avuto in questi giorni, in particolare ieri, la festa di San Calogero ha vissuto una delle edizioni più seguite dai fedeli e non solo, anche da tanti agrigentini che per l'occasione sono ritornati in città per rivivere momenti di fede verso il Santo Nero, il servizio. Nonostante il caldo afoso che si è avuto in questi giorni, in particolare nella giornata di ieri, la festa di San Calogero ha vissuto una delle edizioni più seguite dai fedeli e non solo. Tanti gli agrigentini che per l'occasione sono rientrati in città per rivivere momenti di fede verso il santo. Ieri la Santa Messa delle 11, celebrata dall'Arcivescovo Damiano, coadiuvato da Don Alessandro Montana Lampo e Don Giuseppe Lentini. La novità di quest'anno è che tantissimi fedeli hanno avuto la possibilità di baciare la statua del santo. Non si sono verificati incidenti di alcun genere. La sera la processione con in testa il sindaco, il prefetto romano. Nella mattinata la Sagra del Grano con la processione dei carretti siciliani, delle motoape bardate di tutto punto, i tamburinari di San Calogero e la banda musicale Verdi. Massiccia la partecipazione dei fedeli, quindi il rientro al santuario e il tradizionale giochi d'artificio. San Calogero, come tutti i santi e soprattutto la sua statua, come tutti i simulacri, non è un amuleto da tirare fuori tutte le volte che abbiamo un problema da risolvere, delle paure da esorcizzare. È un modello di vita secondo il Vangelo. Questo è un passaggio dell'omelia di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, pronunciato ieri nella messa durante il pontificale di San Calogero, prima della processione diurna per le vie delle città. Tradizione rispettata, si sale sul ferro per baciare e abbracciare la statua. La salita sul ferro va rispettata, ma va anche curata, non solo per la questione della sicurezza, questo c'è chi la cura, c'è chi se ne fa carico, ma anche un po' il senso, perché si fa presto a superare il confine tra religiosità e superstizione. La prova di una devozione autentica è data nell'imitazione dei valori proposti dal santo. Tutto il resto ci sta, ma con grande vigilanza, proprio da parte di chi lo vive. I fedeli, i devoti devono chiedersi, ma il mio onorare San Gerlando non è tanto, non può essere tanto toccare, baciare, sfregarsi sulla statua. La statua è muta, è opera di mani d'uomo, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono, hanno bocca ma non parlano le statue. Forse siamo noi che dobbiamo farli parlare con la nostra vita cristiana. Oggi è una giornata importantissima per Agrigento, il santo più atteso di tutti, ma è un momento anche difficile per l'emergenza idrica. Che messaggio arriva da San Calogero? Da San Calogero che messaggio può arrivare? Che l'acqua è necessaria, cioè, è giusto, ma perché l'acqua ci sia ci vuole una programmazione,
ci vuole una visione non solo per oggi ma anche per domani, perché poi è la vita questa, la vita non si improvvisa. La vita dei santi non si improvvisa, hanno fatto delle scelte e sono stati perseveranti in queste scelte, e tanti santi, San Calogero, oggi si parla solo di lui, ma insieme a tanti altri santi, pensiamo uno che mette in fondo tutti d'accordo, San Francesco d'Assisi, ha fatto una scelta di vita con una visione, con una programmazione e con una fedeltà a questo. Questo riguarda anche la vita sociale, la vita civica, se no con l'improvvisazione non si va da nessuna parte. I carabinieri lo stavano intercettando con delle cimici sulla sua macchina per altre vicende, quando invece è venuta fuori una storia scioccante. A Favara i militari dell'Arma hanno arrestato un uomo di 26 anni, accusato di aver abusato sessualmente di 2 nipoti di 13 anni, anche in presenza nell'auto del proprio figlio di appena 2 anni, che lo stavano intercettando con delle cimici sulla sua macchina per altri motivi. Invece si è scoperta una storia molto raccapricciante. I carabinieri del reparto operativo di Agrigento hanno immediatamente trasmesso il rapporto alla procura e al procuratore capo Giovanni Di Leo e il sostituto procuratore Alessia Failla hanno immediatamente chiesto e ottenuto in tempi record dal GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli la misura cautelare per lo zio Orco. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere Petrusa di Agrigento. E la città di Agrigento ha ospitato una solenne cerimonia per commemorare l'81° anniversario del bombardamento che colpì la città nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Il servizio con delle interviste. La città di Agrigento ha ospitato una solenne cerimonia per commemorare l'81° anniversario del bombardamento che colpì la città nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sezione provinciale di Agrigento, e si è svolto presso le fabbriche in via San Francesco alla presenza di numerose autorità e cittadini. Sentiamo in merito il presidente dell'associazione Giuseppe Cimè e il saggista Paolo Cilona. Ci siamo ritrovati alle fabbriche per commemorare questo evento, che è l'81° anniversario dei bombardamenti, ma non solo per testimoniare quello che è accaduto nel 1943, ma per dare un segnale che con la forza delle idee, con la forza della ragione, si possono combattere gli ordigni bellici, si può evitare la guerra, si deve evitare la guerra, perché la guerra porta distruzione, porta mutilazioni, porta praticamente solo distruzione nelle popolazioni e nelle famiglie. Oggi più che mai questo tema è attuale. Più di 31 conflitti nel mondo esistono e chi paga di più sono proprio le vittime civili di guerra. E quando speriamo al più presto questi conflitti termineranno, ci sarà da fare i conti con ciò che hanno provocato, e precisamente gli ordigni non esplosi, che possono continuare a portare morte e mutilazione. Perciò noi continuiamo a commemorare l'evento, ma soprattutto nelle giovani generazioni cerchiamo di impartire i principi di pace e solidarietà. Il mio pensiero va ai ragazzi della scuola che non trovarono più la propria istituzione, cioè il liceo Empedocle, ma anche il magistrale, perché le bombe colpirono inesorabilmente le 2 sedi scolastiche e poi i 2 professori che erano andati lì per ritirare o per sistemare meglio alcuni libri della scuola e furono poi travolti dalle macerie e morirono, ed erano il preside Beniamino Sciascia, al quale poi è stata intitolata l'Aula Magna del liceo Empedocle, e il professore Tito Contrino, che praticamente era il suo vice ed era professore di fisica ed era stato l'autore del laboratorio
di fisica del liceo, che era assai noto per i suoi elementi e che rappresentavano un fiore all'occhiello. Certamente il bombardamento causò tantissime vittime in più parti della città di Agrigento, e quindi fu un dolore terribile per la popolazione, perché dalla parte del centro storico alto fino alla parte bassa, fino a toccare anche l'ospedale psichiatrico, abbiamo registrato tantissime vittime. Quindi questa iniziativa per ricordare le vittime civili fa onore a chi organizza ogni anno questo ricordo, che è un ricordo veramente importante non solo per la città, ma soprattutto per le famiglie che subirono danni fisici, morali e soprattutto economici, perché moltissimi che morirono erano capifamiglia e quindi era l'unico elemento di sostentamento della famiglia. Quindi oggi abbiamo ricordato una pagina nera, che è una pagina di guerra, e che tutte le guerre rappresentano il fatto più negativo della società contemporanea, perché è giusto avere la pace è l'obiettivo principale di tutti i popoli. Anche ieri un numero impressionante di diportisti della domenica hanno invaso la caletta della Madonnina a Realmonte, quanto ci comunica l'associazione ambientalista agrigentino Mare Amico con questo video che state vedendo. Ovviamente tutto ciò è vietato dalla legge e dal buonsenso. A mare si può navigare e sostare a non meno di 100 metri in presenza di costa a picco sul mare e 300 metri in presenza di costa sabbiosa. Sostare nella caletta della Madonnina è anche molto pericoloso, afferma Mare Amico, per il rischio di crolli. Intorno alle 10 la capitaneria l'ha sgombrata, ma alle 13 è stata nuovamente presa d'assalto da decine di diportisti. Nel pomeriggio è ritornata alla capitaneria ed è stato un fuggi-fuggi generale con diversi verbali elevati. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento interviene sui progetti per Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'elenco dei progetti non deve restare un segreto. Il servizio. Nota stampa del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento. Sono passati circa 7 giorni dal question time e dall'accesso agli atti, ma nulla. L'elenco dei progetti collegati a Capitale della Cultura deve restare un segreto. Abbiamo sollecitato la Presidenza del Consiglio Comunale a intervenire con vigore, ma nulla. Il silenzio più assoluto, o meglio, una veemente presa di distanza. Un'evidente lesione delle prerogative dei consiglieri, nessun sussulto di responsabilità da parte del sindaco in questo caso, nessuna acrobazia concettuale, nessuna ragione di bottega. Il sindaco si è limitato a dire in aula che di 4 milioni stanziati dal governo regionale è da spendere entro il 2024, 600.000 euro andranno all'associazione tramite un bando. Si chiedono da fare quando i consiglieri comunali dell'ADC di Agrigento, che ha creato 3 microaree di intervento, uno per finanziare pubblicità e comunicazione, una per sagre ed eventi, tra cui la festa di San Calogero 2024, ma se è in corso, si chiedono i consiglieri comunali. Capodanno e Ferragosto, sugli importi e gli artisti proposti, nessuna confidenza. Praticamente decide il sindaco da solo, che è proponente e giudicante in cabina di regia a Palermo. In città si parla del concerto del Volo per la cifra di oltre 1.200.000 euro. È vero? Non è vero? Una cifra in linea? Sono stati valutati altri artisti come la Brancale, la Zilli, per fare una rassegna prima di decidere? Perché noi consiglieri non possiamo svolgere la nostra attività ispettiva ed avere le carte con buona pace e silenzio anche del segretario comunale? A pensar male si fa peccato, diceva qualcuno, ma non si sbaglia. Chissà, questo quanto dichiarato nella nota stampa dei consiglieri comunali della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento. Tariffe Tari 2024 e piano economico finanziario del servizio rifiuti in primo piano nel Consiglio Comunale di Favara. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato.
La determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2024 e la proposta di presa d'atto del piano economico-finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono gli argomenti in primo piano del Consiglio Comunale di Favara, convocato dalla Presidente Miriam Mignemi per questa sera alle ore 19 presso la sala consiliare di Piazza Cavour. Con lo stesso atto deliberativo si procederà anche all'aggiornamento del tariffario biennale anni 2024 e 2025 che è già stato validato dall'ente territoriale competente e che, a quanto sembra, prevede un sensibile aumento del costo del servizio e quindi con il conseguente aumento delle bollette agli utenti. La Tari sarà sicuramente materia di confronto, per non dire di scontro politico, tra i gruppi consiliari di opposizione, che sono la maggioranza numerica in Consiglio Comunale, e il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione. È stato così negli anni scorsi e siamo convinti che lo sarà anche stasera. Il corposo ordine del giorno prevede anche l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2020 e a seguire anche quello del 2021. Sempre in tema di materia finanziaria, i consiglieri comunali sono chiamati al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio gravati da decreto ingiuntivo da parte del Tribunale, crediti vantati da imprese come la Ambiente Tecnologia XRL, la cooperativa Isola Felice e San Pietro e anche alcuni cittadini. La seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali social del Comune di Favara, inizio ore 19. Al via a Porto Empedocle la rassegna teatrale Vigata, giunta alla sua sesta edizione, dedicata a Camilleri. Sabato la prima edizione teatrale con la commedia Pensaci Giacomino della compagnia teatrale Caos. Il prossimo appuntamento il 17 luglio con il gruppo di canto popolare favarese. Noi abbiamo seguito l'evento. Sindaco, al via la primo appuntamento della rassegna teatrale Vigata? Sì, questa sera è il primo appuntamento della rassegna teatrale di Vigata di Andrea Camilleri, è la sesta edizione, come avevamo detto in un'intervista qualche giorno fa. Ci fa piacere vedere che la gente ancora una volta riscontra in maniera positiva queste manifestazioni. Per noi è importante perché non vogliamo far perdere quello che è il teatro, la cultura in questa città. La gente infatti è già dalle 9 che è arrivata, purtroppo abbiamo come sempre difficoltà nei posti a sedere perché la legge ne prevede di mettere 200 sedie, ne avremmo voluto mettere molto di più ma questo non è stato possibile. Comunque speriamo che la gente si diverta, sicuramente si divertirà, questa per la sesta volta e quindi per il sesto anno consecutivo. Ancora una volta portiamo in scena le migliori compagnie della provincia e della Sicilia intera e dell'Italia. Quindi un grazie a tutti, a Giovanni Volpe, a Mario Dilvano e a Francesco Di Mari che hanno curato questa rassegna durante questi mesi invernali e oggi arriviamo finalmente al culmine di una rassegna e di un evento che per la nostra città è importante. Siamo con l'assessore Bruno Gallo al comune di Porto Empedocle, oggi primo appuntamento della rassegna teatrale Vigata dedicata a Andrea Camilleri. Sì, stasera inizio la sesta edizione del premio Vigata dedicato ad Andrea Camilleri. Ci tenevo ancora a ringraziare gli organizzatori Giovanni Volpe e Mario Silvano, gli sponsor Enel e la Regione Sicilia e tutte le compagnie teatrali che si esibiranno nel corso delle 8 serate previste. Stasera inizieremo proprio con una delle compagnie di casa, la compagnia Caos, che metterà in scena il Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello, uno degli autori tra gli autori più amati da Andrea Camilleri. E auguro una buona serata a tutti. È stato un cartellone particolarmente ricco, quello che lei insieme all'amministrazione e al sindaco avete preparato quest'anno? Sì, quest'anno quindi abbiamo previsto un calendario molto ricco che si estende fino al dopo San Calogero, fino al 6 settembre inoltrato. Abbiamo previsto alcune manifestazioni anche al Lido Azzurro, dove monteremo anche un palco lì tra metà agosto, nella settimana tra primo e dopo Ferragosto. Abbiamo in programma diverse serate di gruppi musicali, serate di cabaret, anche sfilate, il fiore all'occhiello è proprio il premio Vigata. Allora, cominciamo giusto stasera la sesta rassegna del premio Vigata Andrea Camilleri. Quest'anno saranno 8 le serate, abbiamo aumentato di una rispetto allo scorso anno e sono
quasi per intero dedicate al teatro popolare, ma anche al teatro, quest'anno in particolar modo, di Luigi Pirandello. Apriamo infatti con Pensaci Giacomino, chiuderemo col Berretto a Sonagli, in mezzo avremo Avilanza, ma avremo anche altri spettacoli molto particolari che trattano anche, come mi è sempre caro a me, anche aspetti legati alla contemporaneità. Venite a Porto Empedocle, la Giunta sta facendo uno sforzo notevole per mantenere intatto quella che è questa tradizione fondata da Andrea Camilleri, e quindi venite a passare delle belle serate di teatro. Parliamo della serata di questa sera? Questa sera apriamo proprio con il Pensaci Giacomino della compagnia Caos, diretta da Renato Terranova. In realtà loro sono una tradizione ormai consolidata sia della città sia di questa rassegna, perché spesso hanno portato lavori. Quest'anno portano appunto un Pirandello e lo portano in una scenografia essenziale, ma molto attenta a quella che fu l'inizio della rivoluzione borghese di Pirandello. Questa sera all'esordio con la vostra rappresentazione teatrale Pensaci Giacomino alla manifestazione teatrale appunto dedicata con l'inizio della rassegna teatrale, siete proprio voi con Pensaci Giacomino a fare l'esordio? Noi siamo onoratissimi per due motivi. Primo perché essendo il gruppo storico empedoclino ogni anno puntualmente siamo a soddisfare, diciamo così, i nostri fan, i nostri ammiratori, e quindi onoratissimi di aver aperto non solo la rassegna Premio Vigata intitolata al maestro Andrea Camilleri, ma anche in previsione, essendo la vigilia di Agrigento Città della Cultura 2025, abbiamo pensato di voler tributare i giusti onori al cittadino agrigentino più illustre, nobile per la letteratura, Luigi Pirandello. Che tipo di spettacolo metterete in scena? Allora, io come sempre cerco di rendere tutte le opere con quel po' di ironia che non guasta mai. Poi io per carattere sono così, anche nelle cose più tragiche che mi sono capitate nella vita, quel pizzico di umorismo me li rende meno pesanti di quelle che dovrebbero. Pirandello in tutte le sue manifestazioni ha voluto sempre o quasi evidenziare le brutture dell'animo umano, però anche nelle persone, normalmente noi vediamo una persona che cade e ci mettiamo a ridere, quindi questo significa che un pizzico di ironia non guasta mai. Io nelle mie opere cerco sempre di mettere quel pizzico di sale che rende più gustosa la vivanda. A cuore aperto è il nuovo libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, che racconta 20 anni di volontariato tra la Sicilia e l'Africa dell'associazione Onlus A Cuore Aperto, di cui è fondatore e presidente. Sentiamolo in questa intervista. Un libro che ho voluto fare per i 20 anni dell'associazione A Cuore Aperto. Mi sembrava giusto far vedere alle persone che ci hanno aiutato in questi 20 anni che cosa abbiamo fatto, e ho voluto anche ulteriormente mandare un messaggio ai giovani per stimolarli per il volontariato. È un libro praticamente fotografico, inizialmente rivela la storia dell'associazione, quello che è stato fatto in Sicilia, le iniziative che abbiamo fatto con le altre associazioni, perché noi crediamo nella sincronia della nostra associazione con le altre associazioni per ottenere sempre migliori risultati. Abbiamo poi parlato della nostra principale iniziativa in Africa, Un Cuore per il Popolo, e dell'iniziativa che abbiamo portato avanti in Polonia per aiutare gli ucraini, che abbiamo chiamato anche lì Un Cuore per l'Ucraina. L'associazione ha aiutato tanti ragazzi a studiare, a formarsi, moltissimi infermieri, tecnici di radiologia e anche 5 medici. Questi ragazzi resteranno in Tanzania, e quando gli abbiamo chiesto se volevano venire in Europa hanno detto che no, preferivano lavorare, stare con la propria gente e parlare la loro lingua. Questo credo che sia il sistema a cui devono mirare questi aiuti che lo Stato, l'Europa intende dare all'Africa. Non bisogna dare soldi senza nessuno scopo, ma aiutarli a formarsi in modo che loro possano costruirsi il loro futuro.
si è svolta a Porto Empedocle la festa della Proloco, un appuntamento che in Italia si svolge contemporaneamente nelle varie sedi. Noi eravamo sul posto. Si è svolta ieri a Porto Empedocle la festa della Proloco, un appuntamento che in Italia si svolge contemporaneamente nelle varie sedi. La manifestazione organizzata dalla locale Proloco, guidata da Paolo Savatteri, ha visto la partecipazione di tanta gente attratta dall'articolato programma che si è svolto in 3 parti. La prima con la torre illuminata di Blé, che ha visto l'esibizione dei Mangiatori di Fuoco, un trio che ha stupito non poco il pubblico presente con le loro bocche di fuoco. Si festeggia in tutta Italia la giornata del Proloco, anche la Proloco di Porto Empedocle, con un'iniziativa sicuramente bella e variegata, questa sera lo ha fatto. Sì, abbiamo fatto una bellissima serata di festa in questo magnifico scenario che è rappresentato dalla torre di Carlo V ed è stata veramente una bellissima serata, soprattutto con l'esibizione del gruppo di artisti di Marco Savatteri e con l'esibizione della compagnia Magma che ha fatto la danza del fuoco davanti al prospetto principale della torre. La torre al momento è colorata di blu, si colorerà poi di rosso. Perché, ingegnere? Niente, abbiamo voluto fare questo effetto sulla torre per metterla in evidenza, soprattutto ai tanti turisti che in questi giorni affollano la nostra Porto Empedocle. Ecco, ci sarà poi dopo l'esibizione di Savatteri anche l'inaugurazione della mostra. Sì. Perché questa inaugurazione della mostra? Ecco, che significato assume questa mostra di quadri? La mostra è un premio che è stato promesso per l'estemporanea di pittura che abbiamo svolto l'anno scorso in occasione dei festeggiamenti di San Calogero. Tutti i partecipanti e i vincitori hanno esposto i loro quadri e devo dire con grande piacere che ci sono 4 cinesi che studiano all'Accademia delle Belle Arti di Firenze e sono venuti appositamente per esporre i loro quadri. Uno di questi è uno dei 2 vincitori dell'estemporanea dell'anno scorso. Ecco, la funzione della Proloco non solo a Porto Empedocle ma in tutto il tessuto sociale. Oggi è la giornata nazionale delle Proloco d'Italia dell'Umbli, appartenente all'Umbli, che raccoglie 6.200 Proloco in tutta Italia. E quindi oggi abbiamo festeggiato in tutta Italia con eventi di ogni genere questa giornata, questa festa nazionale delle Proloco. La seconda parte si è svolta nell'area esterna dietro la torre, con l'esibizione della band formata da tanti bravi ragazzi e ragazze, artisti provenienti da tutta Italia, guidati da Marco Savatteri, che si sono esibiti in varie performance musicali di celebre canzoni internazionali. Marco Savatteri questa sera all'inaugurazione di questo spettacolo che vede la coincidenza della giornata nazionale delle Proloco festeggiarsi anche qui a Porto Empedocle alla torre Carlo V. Siamo molto felici di essere qui con gli artisti di Savatteri Produzioni, siamo ospiti di questo bellissimo evento e siamo di fronte al mare, un mare nostrum che conosciamo, che ci emoziona, che ci fa sentire a casa. Siamo a Porto Empedocle, ringrazio Paolo Savatteri, la Proloco di Porto Empedocle e tutti gli operatori culturali che hanno voluto questa serata. Ma vogliamo sentire gli artisti perché siamo prima di uno spettacolo in questo momento, quindi è sempre bello sentire il friccichio. Cosa vedremo? Vedremo un grande tributo a tutti i pezzi dei più grandi musical della Golden Age di Broadway che verranno presentati appunto davanti a questo a questa splendida cornice di Porto Empedocle. Alba! Salve. Alba da Palermo, deve sapere che qui veniamo da varie parti dello stivale, quindi abbiamo per esempio una palermitana. Eccomi, noi abbiamo voluto dare fare un omaggio a chi ci ha ispirati fondamentalmente a fare questo mestiere, quindi siamo qui. Vive musical, esatto. D'altronde con il resto delle opere di cui ci occupiamo ci siamo un po' allontanati negli anni dei musical, quindi queste serate ci permettono di tornare a fare degli omaggi. Andiamo verso Genova a conoscere Mattia. Ciao, sono Mattia Baldacci e vengo da Genova e sono qui da pochissimo, quindi sono molto emozionato per questa prima serata, ma sarà meraviglioso. È il tuo battesimo con noi. È il mio battesimo, esatto. E per concludere, se i tempi televisivi ce lo consentono, conosciamo in ultimo Omar.
Buonasera, parliamo un po' di questo spettacolo di questa sera. Penso che la caratteristica principale sia la varietà, ovvero noi passeremo da pezzi un po' più classici a pezzi di jazz, a pezzi... ma lo vedrete questa sera, quindi non vado avanti. Quindi godetevi lo spettacolo, grazie mille. Il mio sogno nel cassetto? Si è già avverato. Cabaret, oh cabaret, du cabaret. Marco, ecco, approfittiamo dell'occasione per dire che tu sei al ritorno di una tournée bellissima a bordo della Vespucci. Ecco, 30 secondi, sintetizzaci un po' che emozione è stata. La Vespucci che ci ha rovinato, perché questo bravissimo attore, cantante e danzatore, da quando è salito sulla Vespucci vuole vivere a bordo, si è innamorato dello stile, della disciplina, è vero? Abbiamo scoperto che dalle 4 del mattino alle 8 loro puliscono tutti gli ottoni della nave, mi hanno proposto di poter partecipare a questa cosa e subito ho detto sì, però alla fine non è stato possibile, ma sarebbe stata un'emozione unica. Comunque è meraviglioso, abbiamo portato un piccolo gadget da Los Angeles, l'abbiamo trovata nei mari, no, è che dal porto di Los Angeles oggi ci troviamo al porto di Porto Empedocle e dunque siamo felici di questa esperienza. Ringrazio tanto il Made in Sicily, la Regione Sicilia, il Parco della Valle dei Templi e il Consolato Generale in America che ci ha voluto in questo bellissimo evento dal titolo Torno a casa. Quindi l'inaugurazione della mostra di pittura alla Torre Carlo V, dove sono stati esposti i quadri dei vari artisti che hanno partecipato nelle scorse edizioni, tra cui anche alcuni di loro provenienti dalla Cina. La prima volta siamo stati qui già da 2 anni fa, quindi la prima volta che stavamo qui, già ci è innamorato. Questa città è piccola anche bella. Cosa vi ha ispirato a fare questo quadro? Questo ho costruito un mondo pieno di acqua, quindi questa è la casa. Il fiore è una cosa abbastanza rara, quindi questa parte piccola per lei è un paradiso, solo una cosa piccola, già basta. Per 4 si chiama fiore di loto perché in Cina c'è un'antica parola che dice che fiore di loto, nonostante è nato da quelle terra brutta, terra sporca, però anche poi esce fiore bella, quindi voglio come questo lavoro, nonostante le persone che dentro l'atmosfera brutta, però possono avere ispirazione buona. Linea alla regia per la pubblicità. È originaria di Torino ed è stata eletta ieri sera Miss Grotte 2024. Si tratta di Alice Lofaso, che ha trionfato al concorso di bellezza messo su dall'associazione Nino Martoglio in tandem col comune. 20 le ragazze che hanno sfilato in una piazza gremitissima. Al secondo posto Miss Estate Eva Carlisi, terzo posto e titolo di Miss Mare per Carla Muscolino, al quarto posto Michela Zarbo Miss Eleganza, al quinto posto e fascia di Miss Volto TV per Cassandra Cannizzaro. Infine Marica La Placa ha portato a casa il titolo di Miss Simpatia. Sono stati inoltre assegnati 5 pass per la finale di Miss Summer a Delia il 3 agosto e 4 pass per la finale nazionale della Venere dell'Etna. La Sicilia occupa il secondo posto del rapporto ecomafia di Lega Ambiente dietro la Campania. I dati si riferiscono all'anno 2023. La corrispondenza.
Con 3.922 reati ambientali la Sicilia occupa il secondo posto del rapporto Ecomafie di Legambiente, dietro la Campania, che si conferma al primo posto della classifica con più illeciti ambientali, 4.952 reati, pari al 14% del totale nazionale. I dati si riferiscono al 2023. La Sicilia sale di una posizione, cede il terzo posto alla Puglia, subito dopo la Calabria. La Toscana sale dal settimo al quinto posto, seguita dal Lazio, balza dal 15° al settimo posto la Sardegna. Tra le regioni del nord la Lombardia è sempre prima. La prima provincia del nord è quella di Venezia, con 662 reati, che si colloca al 9° posto ed entra nella classifica delle prime 20 province per illegalità ambientale. Continua l'applicazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati. Il delitto di inquinamento ambientale resta nel 2023 quello più contestato, 111 volte, portando a ben 210 denunce e 21 arresti. Altro dato riguarda i comuni commissariati, che sono attualmente 19. In questi 3 decenni, dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, il rapporto Ecomafia è diventato sempre più un'opera omnia per analizzare fenomeni criminali legati al business ambientale, grazie anche a contributi istituzionali di rilievo, come dimostra l'edizione 2024. Dalla nostra analisi emerge, dice ancora, che c'è molto da fare nel nostro paese, dove continuano a mancare norme importanti come quelle che dovrebbero semplificare gli abbattimenti degli ecomostri, assegnando ad esempio ai prefetti l'esecuzione delle ordinanze di demolizione mai eseguite nei decenni passati. Serve, dice ancora, approvare quanto prima le riforme necessarie per rafforzare le attività di prevenzione e di controllo. Ne gioverebbero molto la salute delle persone, degli ecosistemi, della biodiversità e quella delle imprese sane, che continuano ad essere minacciate dalla concorrenza sleale praticata da ecofurbi, ecocriminali ed ecomafiosi. La voce più pesante dell'illegalità legata al ciclo del cemento, come denunciamo ogni anno con forza, aggiunge Enrico Fontana, responsabile osservatorio ambiente e legalità, è quella dovuta alla miriade di abusi edilizi che viene realizzata nel nostro paese. Con il decreto Salva Casa, contro il quale Legambiente ha presentato una serie di emendamenti, si corre il rischio di alimentare nuovi abusi, ma deve preoccupare molto anche la crescita dei reati nella gestione dei rifiuti con pratiche illegali che minacciano l'economia circolare, così come seguiremo con attenzione quanto sta accadendo nella raccolta dei RAEE, apparecchiature elettriche ed elettroniche, dove diminuisce la quantità di livelli avviati al riciclo e aumentano le esportazioni illegali verso Asia ed Africa. Manterremo sotto osservazione il mercato illecito degli F-gas e gas refrigeranti, che vede l'Italia tra i paesi più esposti. Nessun dorma, nessun dorma. Santa Rosalia, Santuzza nostra, passa ancora, rimani tra noi, facciamo festa a te, forti del tuo amore per noi, per la tua città. Tu ci vuoi... Nessun dorma. Inizia così l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, il suo discorso appassionato che descrive il tragico spaccato della città. Parole dure contro la droga e contro la mafia, la nuova peste che affligge Palermo, che contagia soprattutto i giovani di ogni quartiere. E Lorefice lancia un messaggio soprattutto affinché questi giovani non vengano lasciati soli. Questa tremenda peste entra nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei luoghi di ritrovo dei giovani, nei luoghi del divertimento e dello sport. Ci invade sotto i nostri occhi, si diffonde come cosa ordinaria il consumo del crack e di altre droghe come il fentanyl, aggiunto all'eroina. Non sono figli di altri, sono i nostri figli, continua Lorefice, che parla di responsabilità educativa nei confronti dei più fragili.
non sono figli di altri, sono i nostri figli e ne siamo responsabili, giovani, bambini, adescati per farli diventare dipendenti, schiavi, manipolabili e ancora, soprattutto, consumatori. Ed ancora la biura del dio denaro che semina iniquità e disuguaglianza. Monsignor Lorefice invita tutti a rinnegare ogni tipo di mafia, ricordando i magistrati Falcone, Borsellino e tutti coloro che hanno pagato con la propria vita la lotta alla criminalità organizzata. La biura del dio denaro, di Mammona, che semina divisione, abuso, oppressione, diseguaglianza, iniquità, inequità, morte. A viso aperto, a cielo aperto, no alla mafia, sì ai nostri figli, sì ai nostri figli. Convertitevi, convertitevi anche voi mafiosi. Rosalia non sarà mai con voi, vi rinnega, sarà sempre dalla parte delle vittime. Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Pino Puglisi e tutti i martiri della giustizia e della fede ci hanno aperto gli occhi e il cammino. Infine, l'arcivescovo ha rivolto un appello ai politici e agli amministratori della città e della regione affinché si adoperino concretamente e celermente ad approvare il disegno di legge nato dalla strada, da incontri fecondi di amore alla città a Ballarò per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche. Proposta che lo stesso arcivescovo ha consegnato l'anno scorso a luglio insieme alle diverse realtà civili, ecclesiali e universitarie che lo hanno stilato. È passato un anno, ha sottolineato Lorefice, e ancora nulla. L'artista raffadalese Filippo Tarallo, già assessore del comune di Raffadali ed ex presidente della biblioteca comunale, nei giorni scorsi ha inaugurato una mostra di pittura che terminerà il prossimo 21 luglio presso la biblioteca comunale dal titolo La natura e l'incanto. L'inaugurazione coincide con l'inizio dei festeggiamenti in onore della Madonna degli Infermi. Le interviste. Dopo minimo 5-6 anni finalmente torno a Raffadali dopo aver fatto diverse mostre per l'Italia. Io sin da bambino sono stato preso dall'arte. Ho incominciato a modellare con la creta, poi ho scoperto la tecnica pittorica e quindi dico ai giovani: se siete ispirati, se siete come dire, mossi da questo sentimento artistico, non lasciatelo andare, prendetelo in pieno e coltivatelo sempre, perché comunque o si diventa grandi artisti o meno, comunque ciò che guida e dà soddisfazione nella vita. Sono stato assessore molti anni fa, sono tornato nuovamente assessore con Silvio Cuffaro, presidente della biblioteca. Il mio impegno è stato sempre ispirato da una profonda sincerità per servire la gente senza interessi secondari. Possiamo ringraziare al rapporto sincero, amichevole che io ho avuto con tutti e anche il rapporto sincero che ho avuto anche mia moglie con tutti, nel nostro ambiente di lavoro come anche nel nostro ambiente sociale. Quasi settimanalmente la biblioteca si tiene occupata in manifestazioni culturali. Ieri abbiamo avuto la presentazione libro di Carmelo Sardo, oggi abbiamo questa inaugurazione, questa mostra di pittura di Filippo Tarallo. Ci sono manifestazioni quasi settimanali, tant'è che ieri ho dovuto dire a Entalessi: fermiamoci per il mese di luglio e agosto, perché le persone devono anche potersi fare le ferie e quindi evitare di partecipare, di venire da fuori, perché tutte le manifestazioni che organizza Entalessi sono partecipate. Anche se devo dire a fine luglio ci sarà il premio Alessio Di Giovanni, cui lo tiene tanto, e quindi saremo costretti anche a fine luglio a essere qui presenti per questa bellissima manifestazione. Oggi inizia la festa della Madonna degli Infermi, continua fino a domenica prossima, è un periodo di feste, quindi molti emigrati in questo periodo ritornano, Raffadali si riempie di gente
e diventa sempre una grande festa, perché molte persone si ritrovano dopo un anno, perché abbiamo purtroppo, come gli altri paesi siciliani, molti emigrati che ritornano solo per il periodo della festa. Questo è il periodo in cui tutti ritornano a Favara. A Messina si lavora per l'offerta turistica e incrementare i posti letto. Sentiamo in questa intervista Diego Vermiglio del Comitato per l'Ospitalità messinese. Questo è un ulteriore passo, sicuramente è un fatto importante quello di incontrarci anche spesso, soprattutto per tentare di armonizzare un po' tutta la questione relativa alle possibilità che la città di Messina offre. Sicuramente questo è un passo importante, perché creare un pacchetto che noi albergatori possiamo presentare agli ospiti sicuramente dà una visione di Messina molto più organizzata. Negli ultimi anni abbiamo registrato un incremento lieve, ma comunque un incremento c'è stato. Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un aumento importante, soprattutto nei periodi di bassa stagione. Posso dire tranquillamente che da gennaio ad ora c'è stato un notevole aumento di prenotazioni di stranieri, e questo negli altri anni, nei primi mesi dell'anno, non succedeva quasi mai. È sempre stata base logistica per visitare la Sicilia, oggi è una base che diventa anche per visitare Messina. Stiamo riscontrando dei turisti una forte propensione a visitare il territorio di Messina. C'è un problema di recettività alla luce di questi dati, di strutture che forse servirebbero maggiormente per rispondere alla richiesta dei turisti? Abbiamo visto sicuramente un notevole incremento delle strutture ricettive extraalberghiere, B&B, affittacamere, case vacanze, c'è stato un notevole aumento. Certo, questo non può bastare, servono strutture più di peso, più camere che possono dare dei servizi migliori. Alberghi ce ne sono pochi in città e lo sappiamo, però ci sono dei progetti in corso, sappiamo che ci sono imprenditori che stanno investendo in questo settore. Passiamo ora allo sport. La Pro Favara adesso nella nuova denominazione Castrum Favara si appresta ad iniziare la sua avventura in Serie D, confermato il portiere Scuffia, a cui è stata affidata anche la fascia di capitano. Sabato prossimo la conferenza stampa di presentazione, ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. La Pro Favara in Serie D, con la nuova denominazione Castrum Favara, riparte dalla riconferma del portiere Tommaso Scuffia, 32 anni, di Macerata, a cui è stata affidata anche la fascia di capitano. Scuffia era arrivato a Favara nel dicembre dello scorso anno durante il mercato di riparazione. Alto 1,99 m, cresciuto nella Fiorentina, prima della Pro Favara ha militato sempre in Serie D e C, vestendo le maglie di Canicattiro, Cella, Catanzaro, Melfi, Rimini e Lecce. L'accordo per la sua permanenza in maglia giallo-blu è stato formalizzato sabato mattina alla presenza dei dirigenti Giuseppe Cusumano, Pasquale Capodici e del DS Tino Longo. Il portierone sarà uno dei pochissimi giocatori della passata stagione a ottenere la conferma. Il resto della rosa, nonostante l'ottimo campionato disputato, è libero di accasarsi altrove. Il neotecnico Pietro Infantino e il riconfermato DS Tino Longo sono già al lavoro per costruire la squadra ex novo. La società punta su giocatori di categoria. A Favara intanto cresce l'entusiasmo, la città non vuole farsi trovare impreparata alla quarta serie che ritorna dopo 20 anni e giorno dopo giorno attorno alla società tanti operatori commerciali e imprenditori manifestano vicinanza al nuovo progetto. Un innesto importante è quello del gruppo dirigente della SD Atletico Favara, squadra che lo scorso anno ha militato in prima categoria. Marco Salemi, Giuseppe Castronovo, Carlo Patti, Vincenzo Piazza, Marco Dulcetta, Gioacchino Monreale e Giuseppe Bandiera, dirigenti che in questi anni hanno dimostrato competenza calcistica e gestionale e che daranno un notevole contributo al neo Castrum Favara.
Intanto sabato prossimo, 20 luglio alle ore 10, al Castello Chiaramonte, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, degli organi federali, della stampa e dei tifosi, è prevista la conferenza stampa di presentazione della società di mister Infantino e le campagne relative agli abbonamenti e al marketing. Si è svolto a Montedoro, in provincia di Caltanissetta, il secondo trofeo Città di Montedoro, settima prova Grand Prix interprovinciale Caltanissetta ed Enna, una manifestazione di atletica leggera di corsa su strada Macaluso. E allora siamo al secondo trofeo Città di Montedoro, settima prova Grand Prix interprovinciale Caltanissetta Enna. Siamo con l'organizzatore Gaetano Dominuco. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, possiamo dire. Sicuramente, con la collaborazione un po' di tutti, quest'anno penso che andremo meglio, ma molto meglio dell'anno scorso. Ora invece siamo con uno dei giudici della manifestazione. Lei quindi sarà imparziale? Sì, bisogna essere imparziale e non bisogna transigere. Allora, il trofeo Città di Montedoro, a parte che è organizzato da Gaetano Dominuco, è in collaborazione con la SD di Cori Sera di Fatto, perché senza la SD di Cori Sera di Fatto non si poteva fare. Ok, speriamo che vada tutto bene. Abbiamo qui il grande speaker invece della manifestazione. Grazie, io sono la voce di questa manifestazione che per il secondo anno ci vede protagonisti qui, non solo noi diciamo addetti ai lavori, ma anche tutti gli atleti che verranno da tutte le province di Enna, di Caltanissetta e anche di Agrigento. Saranno tantissime le società partecipanti, non so se più sono o meno 15, quanti partecipanti? ma saranno 120 circa i partecipanti nel complesso, tra i piccolini che parte da 5 anni fino ai più grandi. Abbiamo persino un atleta di 75 anni. Seconda edizione Trofeo Città di Montedoro, qual è stato il ruolo del Comune? Il Comune è stato non solo di accogliere con positività questa manifestazione, ma di incentivarla e preventivamente di invitare appunto Gaetano, che è il nostro referente, a organizzare al meglio questa manifestazione, perché per noi, per questa amministrazione, lo sport è parte fondamentale di una comunità, è parte fondamentale dell'essere umano, perché non è solo salute, ma è anche inclusione e condivisione, non solo condivisione magari di metodologie di allenamento, di sport, ma condivisione di valori, di stati d'animo, di gioia e dolore. E bisogna divertirsi e migliorarci sempre di più. Come diceva De Coubertin, l'importante è partecipare, ma qua penso che ci sia molto agonismo. Assolutamente, ma come diceva anche in un famoso film Faletti, non è importante quello che si trova alla fine della corsa, ma quello che si prova mentre si corre. Dietro questo ci sono il fondatore dei Walkers Cavigatti Runners. Siete la prima volta che partecipate a Montedoro? A Montedoro sì, iniziamo con il circuito grazie ai ragazzi, alla squadra giovanile, perché il circuito Caltanissetta ci fa l'onore di organizzare questa gara anche per i ragazzi, cosa che manca purtroppo nel circuito Agrigento. Quindi stimiamo tantissimo questo impegno e speriamo che questa sana invidia stimoli le organizzazioni dell'Agrigentino a creare anche nella nostra provincia un circuito proprio per loro, che sono il nostro futuro e il nostro presente. Si prova ad essere il primo assoluto. È un'emozione unica e comunque è frutto di tanti sacrifici che vengono ripagati con la vittoria, naturalmente. Da quanto tempo si allena? Da una vita praticamente, però mi alleno da 5 anni seriamente. Anche lei che emozione ha provato, signorina? L'emozione è sempre diversa, però è unica. Quindi è abituata a vincere allora? Spesso mi capita. Dani di Catania, qui a Montedoro, cosa ne pensa di questa serata? Una serata fantastica, all'insegna dello sport, del divertimento e soprattutto dell'amicizia. Amicizia, ma non così, di più. Tutti insieme, facciamo squadra, ma una squadra che ti fa elevare in alto, verso il cielo. Romberto Lombardo e Alessio Spiteri su Citroen C3 vincono il 22esimo rally di Caltanissetta. Caltanissetta ha bisogno sempre più di queste manifestazioni e dobbiamo portare tanta gente positiva nel nostro territorio.
Il rally è organizzato come sempre, anche quest'anno in maniera perfetta. Avere 69 equipaggi per la città vuol dire tantissimo in termini economici, di sviluppo, perché queste persone hanno dormito, hanno mangiato qui, hanno consumato qui, quindi c'è chiaramente un rientro economico notevole. Quindi sicuramente l'amministrazione, come ha fatto anche negli anni precedenti, dovrà sempre stare a fianco al rally di Caltanissetta e all'organizzazione che, ripeto, è impeccabile nei minimi dettagli e quindi tutto è filato perfettamente. L'impegno era quello di portare tanta gente sulle nostre strade. Dopo tanti anni siamo riusciti a riportare la partenza e l'arrivo in piazza qua a Caltanissetta, quindi credo che l'obiettivo sia stato centrato, testimonianza che ieri la nuova giunta presieduta dal nuovo sindaco si è divertita insieme a noi a dare il via alla manifestazione. Intanto devo fare i complimenti a Delfino per aver organizzato un rally straordinario, con grande affluenza di pubblico, e poi l'indotto è un vantaggio per la città, un vantaggio per il territorio. Noi lo verifichiamo con la Coppa Nissena. Delfino ha riempito alberghi, ristoranti, ha sviluppato lo sport sul territorio, veramente complimenti. Caltanissetta sicuramente vi aspetterà per le prossime iniziative sportive e di vari eventi che sicuramente riusciremo a organizzare, sfruttando quella fantomatica ma verissima centralità che ha la nostra città. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica la mattina alle 9. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.